Il numero dei posti letto registrato negli hotel e nell'extra-alberghiero nel territorio comunale di Venezia è in calo. A Venezia Centro Storico si è passati infatti dai 56.000 circa del 2019 ai circa 53.000 del 2022, mentre a Mestre Marghera e a Lido, nello stesso periodo, sono calati di almeno 1.000 unità per ognuna delle due destinazioni. L'analisi dettagliata del presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori Vittorio Bonaccini, illustrata nel corso dell'assemblea annuale degli associati, ha colto molti di sorpresa. Evidentemente, dopo il Covid, diverse strutture non ce l'hanno più fatta a riaprire. L'analisi del direttore Claudio Scarpa. E abbiamo visto che la situazione del 2019 era ben diversa dal punto di vista della ricettività, nel senso che molti alberghi non hanno superato la grande crisi della pandemia e quindi sono rimasti chiusi. C'è stata quindi una diminuzione incredibile dei posti letto disponibili, sia un po' su tutti i territori, ma soprattutto sul Lido e sulla terraferma. Questo perché alcuni non ce l'hanno fatta, alcuni hanno preferito tenere chiuso, alcuni hanno preferito riconvertire. L'associazione rappresenta circa 430 strutture ricettive per un numero complessivo di circa 8.000 dipendenti. Tra le cause possibili della riduzione di posti letto anche il boom di affittacamere in città, oppure la volontà di alcuni hotel di ridurre i posti letto. Per quanto riguarda le presenze effettive dei turisti in città, invece. Luglio-agosto, soprattutto agosto, una flessione inevitabile con prezzi piuttosto bassi, turismo non alto spendente, turismo più diciamo così, con meno disponibilità di denaro, però ci stiamo preparando al grande evento di riapertura che è la Festival del Cinema, il grandissimo evento di riapertura che poi darà il seguito al settembre-ottobre veneziano, che nel solito sono i mesi di altissima stagione per la nostra città. E quindi possiamo ormai dire che il 2023 si presenta come un anno positivo, forse il migliore di sempre, e con grandi però punti di domanda sul 2024. Studi importanti chiariscono che si è un blocco, c'è una diminuzione della spesa del turismo europeo che a Venezia rappresenta quasi il 35-40% del totale e quindi un po' di preoccupazione per il 2024 ce l'abbiamo, ma intanto accontentiamoci di quest'anno veramente strepitoso.